Cari telespettatori, ben ritrovati in nostra compagnia. È doveroso parlare come inizio anno, anche se noi l'abbiamo fatto tante volte, ripetutamente, perché l'argomento sembrava che fosse in emergenza pronto ovvero il mercato libero che si apre. Quindi era doveroso parlare di questi cambiamenti. L'abbiamo già fatto anche tante volte con Sergio Taurino, presidente ADUC Veneto. Grazie di essere qui con noi, ben ritrovato. Buongiorno Elena, buongiorno a tutti i telespettatori. Ma nonostante questo, ripetita non juvant, no? Bisogna continuare a spiegare bene questi concetti. Repetita variant, diremmo. Ma perché le persone, secondo me, ma anche voi, ci ascoltate, effettivamente interagite, intervenite, siete bravissimi, però quando non si è in emergenza, anche a me succede, sì, ascolto, però non assimilo bene. Quando invece la cosa ormai dici è fatta, guardate che adesso ci siamo, allora cominci a dire ma aspetta, avevo sentito dire, ma è così, e ti poni 3500 dubbi. Alcuni purtroppo si sono trovati anche in situazioni di imbarazzo e di difficoltà, e quindi tante perplessità tornano fuori. Allora, voi innanzitutto, se avete questi dubbi, queste perplessità, approfittate di questo momento per scriverci, ma ne parleremo ancora. E invece con lei, Presidente, dopo faremo il punto un po' di un anno, di varie vicissitudini. Intanto a bomba parliamo di questo tema, adesso è chiaro, mercato libero per quel che riguarda il gas, intanto, giusto, sicura, data sì. Sicura, per l'energia elettrica. Andremo avanti fino a luglio. Fino a luglio, ok. Cosa succede? Spieghiamo un pochettino. Allora, succede che dal 10 di gennaio si è concretizzato il passaggio completo nel mercato libero per quanto riguarda il mercato di gas. Che è stato posticipato tantissime volte, perché ormai... Allora, noi per 6 anni abbiamo come stakeholder, diciamo, parolaccia inglese che significa come pubblici interessati, le associazioni dei consumatori, sono riusciti a tenere duro, no? Siamo stati in trincea su questo mercato tutelato perché da quello che conosciamo ritenevamo che il mercato tutelato fosse, diciamo, un presidio per i consumatori finali, una spiaggia molto più sicura, perché aveva, diciamo, delle caratteristiche particolari che chiaramente davano la possibilità al consumatore di non doversi interessare, tra virgolette, su quelle che sono le problematiche in un mercato, quando si entra in un mercato libero. Cioè, se un mercato era tutelato significava che c'erano delle organizzazioni e degli strumenti a livello nazionale che gestivano tutta la parte economica e anche la parte normativa di quel contratto che tu stipulavi personalmente con l'azienda Pincapalla. Quello che capita, esatto. Ecco, dal 10 di gennaio, per quanto riguarda il mercato del gas, siamo entrati finalmente, dico io finalmente perché a furia di rimandi, di controrimandi, sì, le persone se ne erano anche disinteressate. Le persone si erano anche hanno detto, ma questi qua, come succede molto spesso in Italia, no? Al lupo, si rimanda, no? Pensiamo alle normative europee che vengono rimandate, becchiamo le multe, eccetera, ma non adempiamo a quelle che sono le normative. In Europa sono già da 6 anni, 7 anni con questo che andava avanti l'Europa a dire oh, si entra nel mercato libero, dovete entrare nel mercato libero, dovete aprire alla concorrenza. Questo è il discorso tipico dei balneari, no? Ogni anno viene rimandato, rischiamo di beccare multe stratosferiche, però poi dopo non si... Nel mercato tutelato nel mercato del gas adesso non è che ci sia stata una rivoluzione. L'unica preoccupazione che deve avere il consumatore in questo momento è quella di capire quali sono le conseguenze del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, cioè avere delle certezze, e una di queste per esempio è: ma se io non faccio niente e sono nel mercato tutelato, per esempio, prima domanda, quando entro nel mercato libero dal 10 gennaio, cosa mi succede? Mi staccano il gas, mi fanno pagare di più, mi cambiano il contratto.
Perché di fatto se il mercato, quello che è la perplessità di molti, è tutelato, uno dice vuol dire che nel momento in cui diventa non più tutelato qualcosa cambia effettivamente, dovrebbe cambiare, no, effettivamente. Allora, la parola tutela io l'ho sempre vista, non mi è mai piaciuta come tutelato come un aggettivo proprio consono a quelle che sono, diciamo, le condizioni contrattuali. Tutelato significava che c'era un'autorità che si chiama ARERA, no? Che gestiva sia la parte, il prezzo della materia prima, cioè quindi la parte economica, sia anche la parte normativa. Nel mercato tutelato l'esempio più classico era quello dei distacchi per morosità. Non potevano essere effettuati distacchi per morosità, no? Se il consumatore finale rientrava, no, in delle categorie protette, tipo io non ho pagato 2 bollette di seguito, alla terza, oggi nel mercato libero, ti arriva l'ingiunzione e ti possono staccare. Cioè arriva l'ingiunzione e ti possono staccare subito oppure passa un'altra? Passano chiaramente, ci sono 2 o 3 passaggi, ma poi alla fine te la staccano sul serio. Bisogna stare molto attenti. Allora, bisogna stare molto attenti. Nel mercato tutelato, se c'erano per esempio in una famiglia minori, se c'erano disabili, se c'era tutta una serie di coperture da parte dello Stato che diceva no al venditore, non te puoi staccare lì. Si attuavano, diciamo, delle misure, diciamo, non so, le rateizzazioni, eccetera, per vedere se poi dopo il consumatore riusciva a rientrare dalla morosità, eccetera. Adesso si è aggiunta una cosa molto importante, lo dico per il pubblico che poi dopo dice ma questo affabula e non dice e non conclude niente. Una cosa fondamentale è l'ultima polemica che è venuta fuori sul discorso che adesso chi non ha detto niente ed era nel mercato tutelato passa nel mercato libero, eccetto alcune categorie protette che si chiamano i vulnerabili. Quali sono le caratteristiche per essere vulnerabile? Sì, premesso, adesso vediamo subito, però volevo chiedere, lo si sapeva che se tu non fai una scelta prima automaticamente ti passi nel mercato libero, ovvio, però chiaramente non sei più sotto l'egida dell'ARERA per il prezzo della materia prima, ma è il venditore che allora c'è questo mercato, tu passi in un mercato che si chiama placet, un contratto placet, che è mercato libero e quindi la spesa della materia prima la gestisce il venditore e quindi ci sono il prezzo che può variare rispetto a quello di ARERA che una volta diceva ogni 3 mesi il prezzo del gas può essere da qua a qua, punto. Se tu venditore vuoi vendere il gas lo devi vendere a tot soldi la quota della materia prima. Oggi chiaramente passando in placet significa che passi in un mercato libero, però c'è anche la contropartita, essendoci tanti venditori si scatena anche la guerra del prezzo della materia prima. Mi raccomando, lo ripeterò come un mantra, si può intervenire solo, la bolletta è formata da 4 voci, di cui una la prima è quota materia prima, che è la quota del gas, cioè quanto costa un metro cubo di gas. Solo su quello può intervenire il venditore. Poi ci sono altre 3 voci che sono la spesa, il trasporto, la gestione del contatore, eccetera, va bene, che sono incomprimibili, quelle là sono... Ma allora l'altra differenza qual è? A parte il costo, quindi uno deve vedere il costo energia. Qual è la prima voce, quella che vede su tutte le bollette, quota materia prima, quota energia, quota materia prima. E non ti possono mettere altre voci? Altre voci sono spesa, trasporto e gestione del contatore, c'è la rete, le spese di rete, l'IVA, è accaduta anche il canone RAI nella bolletta elettrica. Che è diminuito adesso. Che sono incomprimibili, si chiamano. Perché? Perché sono delle spese che sono le spese che vengono messe in bolletta, ma che ci permettono di avere la luce, i 3 kW di luce al contatore o il metro cubo di gas dentro al nostro misuratore di gas. Per cui i venditori
possono esclusivamente intervenire sulla prima voce, che è il quota o costo della materia prima, dell'energia o del gas. Questo costo si estrapola da che cosa? Da delle trattative, allora, dalla più forza maggiore del distributore? Ogni venditore nelle varie aste, diciamo, di vendita all'ingrosso si accaparra delle quote. Mi compro 1 miliardo di metri cubi di gas, lo tengo stoccato perché sono un venditore e lo posso vendere, siccome l'ho comprato a giugno scorso che mi costava meno, no? In tutti questi mesi che io lo venderò ai miei clienti potrò dire: guarda, a posto di 0,60 te lo faccio 0,40. Attenzione, non basta solamente guardare quello, perché poi dopo, se questo signor qua mi mette, no, che per le spese di rete, per esempio, è quello che volevo arrivare a dire. A posto di 6 euro al mese mi mette 9 euro al mese e io consumo poco, a me pagare 74 euro all'anno di spese di gestione del contatore o spesa di rete o servizi di rete, ne pago 120, già mi sono fregato 70 euro. Cioè, non so se ho reso l'idea. No, infatti a questo si aggiunge anche l'IVA. Attenzione, perché quanto più alto il costo, tanto più alta è l'IVA. Adesso l'IVA dal 5% è passata al 22%. Cioè, stop. Allora, aspetta, sospendiamo, suspense. Passata al 22. Andiamo in pubblicità, restate con noi perché so chiariamo alcuni aspetti, questo è pesante. Ci vediamo insieme se restate nel canale 19 tra poco.